Un saluto agli amici telespettatori, siamo con l'allenatore del Castiglione Massimo Bracali. Mister, vi aspettavate un Giovinazzo così questa sera? Come ci siete arrivati? Una partita d'andata è stata molto diversa. Cosa ha influito oggi su questo risultato abbastanza netto? Sicuramente mi aspettavo un Giovinazzo così, i ragazzi non hanno approcciato bene la partita. Sapevo che all'inizio sarebbe stata dura reggere l'urto, però non è andata così. Se vogliamo salvarci comunque ci dobbiamo mettere qualcosina in più, perché ora ci si sta avviando verso la fine del campionato, soprattutto prima dei play-out bisogna cercare di fare qualche punto per vedere di accorciare un po' le distanze da quelle che ci sono davanti, altrimenti sarà dura. Infatti proprio il Giovinazzo probabilmente sarà una delle squadre che giocheranno i play-out. Oggi si è vista questa differenza in campo, però ci credete a questa salvezza, che al momento è difficile per i punti che avete in classifica, però credo che sia possibile. No, ma noi ci crediamo e la vogliamo a tutti i costi. Abbiamo anche un po' di sfortuna, oggi è rientrato Saita, a metà del secondo tempo è toccato toglierlo perché comunque il ginocchio gli fa ancora male, un po' di infortuni durante l'anno e diciamo la squadra al completo non l'abbiamo mai avuta. Giovinazzo rispetto alla giornata, all'andata comunque ha avuto un paio di innesti importanti. A gennaio all'andata non c'era neanche Mura perché era squalificato, quindi era totalmente un'altra squadra. Poi fra le mura amiche sappiamo benissimo che è sempre difficile affrontarlo da sempre, però ti ripeto, dobbiamo comunque metterci qualcosina in più, perché la salvezza comunque è lì e la possiamo prendere tranquillamente se giochiamo come sappiamo. E allora mister, vi auguriamo un buon finale di stagione e che vinca, anzi che si salvi il migliore. Certo, in bocca al lupo anche a Giovinazzo, una bella piazza, tanta gente, tanto pubblico, spero continuate così insomma. Grazie mille mister.